E allora, torniamo, forse, non si sa. Però, questa è per due miei amici che ho conosciuto a domenica alla festa della Luca Onlus, quindi per Samuele e Rosita che hanno recuperato, stanno bene. E allora, Cappuccetto Rosso, storia del Cappuccetto Rosso che tutti sanno. Cappuccetto Rosso in bicicletta per il bosco, cosa succede? Che a un certo punto cosa fa? Il lupo viene fuori, Cappuccetto Rosso cade, rotta la bicicletta, il lupo no scusa, te la saldo io, il lupo salda la bicicletta. Una storia un po' così. Il giorno dopo sempre il lupo l'istinto di venire fuori, Cappuccetto Rosso in bicicletta, il lupo gli fa paura, Cappuccetto Rosso, oddio, cade Cappuccetto Rosso, rotta la bicicletta, scusa il lupo te la saldo io, e così tutta la settimana. Arriva il sabato, cosa succede? La storia vera qual è? Che il lupo mangia la nonna, si mette nel letto della nonna, vestita da nonna, e Cappuccetto Rosso arriva con la bicicletta riparata, arriva dalla nonna. E la nonna e il Cappuccetto Rosso gli fa: ma nonna, che mani grandi che hai! Ma per accarezzarti meglio, pelose anche per accarezzarti meglio. Ma nonna, ma che orecchie grandi che hai, ma per sentirti anche quando sei lontana, per sentirti meglio. Ma nonna, che occhi rossi che hai, porca puttana, tutte le settimane a saldare le biciclette, io dico.